I 4 centri vaccinali rimasti attivi in provincia di Verona lavorano alcune ore per 1 o 2 giorni la settimana. Quello di Borgo Roma, per esempio, è attivo il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. Ora che la richiesta è ripartita col via libera alla 4ª dose per gli over 60, mettere di nuovo in marcia la macchina non è semplice. Viviana Coffele, direttore del SISP, Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ULSS 9, chiede a tutti un po' di pazienza. Ci stiamo organizzando per aumentare la possibilità del numero delle prenotazioni presso i nostri 2 CVP di Legnago e di Valeggio sul Mincio. Già dalla settimana prossima gli utenti potranno trovare qualche posto in più. Anche a Borgo Roma, che è un'altra sede, un altro punto vaccinale, anche in quel caso riusciremo a potenziare il numero delle vaccinazioni disponibili la prima settimana di agosto e l'ultima settimana. I 1800 posti disponibili sono andati esauriti in meno di 2 giorni. Denise Signorelli, direttore sanitario della ULSS 9, ricorda poi che resta attivo l'accordo della Regione Veneto con le farmacie abilitate alla vaccinazione, ma non solo. Raccomando poi magari a pazienti particolarmente fragili, in cui spostarsi dal domicilio è difficoltoso, possono rivolgersi al medico di famiglia che può vaccinare. Per i pazienti fragili lo scorso inverno intervenivano le USCA, unità speciali di continuità assistenziale, con la vaccinazione a domicilio. Ora la procedura è molto più complessa.